causa di imbarazzi e malviver. Storie finite per colpa di un'ascella. Vasi persi e bastino spray. Problemi di spusa. Quante volte vi siete cattati in una di queste bruttissime situazioni? E il bel che magari anche a me spuse. E ti che ti sei di guardare sto video? Magari ti spusa anche a te. Ma nessuno ti lo dice. Perché par brutto. No ragazzi, basta, bisogna far spusouting. Ma se fallo come spusouting? Non so, ho domandato anche a me. Mi sono quel che l'ha l'alito che sta a sera e ti te mi dice. Ti chiedo, ma a pranzo cosa hai mangiato oggi? Mi una pasta con pesto. Ma aveva cipolla forse? No, c'è del pesto senza aglio. Male, ora come mai? Dimmi amore. Come mai sei sempre da cipolla? So la cipolla? L'alito. L'alito? Ah, non so, beh, starò più attento. Ma meglio che mangi un po' di gomme allora. Va bene amore, va bene. No. Una, magari l'ascella che te copa. A mangia male ora, si espulsa. Che tu come che sa spusa? Senza offenderla. Che dico, ti sa da cagnone? Ti te che dici? Amore, ti sa da cagnò. Avate. Così te che dici? Mica dico, il portei sapia più buono di te e sei più elegante. Magari, se fa anche una ridesta Mi potrei dire che ascolta, te lavami. con dolcezza come fosse quasi, no? C'è parte cura lei. A tu l'alito che sta a seola, mi te dire. Lavati i denti, non sta per mangiare più segue e comprati un spray. Bisogna parlare scetto. Problema da risolvere, come glielo dici? Ti spussi Sta con che mi son lui, va bene? Ciao amore. e ti spussi. Parlar certo. Basta bugie. Adesso tu ciappa sto video. E ti fraca sua bacheca di tuo amico o di una tua amiga che spusa. Se fa spusouting, tu puoi taggare anche uno o una con spusa sotto il naso. Non è pedo di spusa sotto il naso. Qui sì che spusa.